Allora, ricapitoliamo. Nel video precedente siamo saliti a Sas Pordoi, abbiamo fatto Forcella Pordoi, siamo passati per Capanna di Fassa e da lì diritti a Rifugio Boe, dove abbiamo trascorso la notte. Ma il giorno dopo cosa abbiamo fatto? Ora ve lo raccontiamo. Ho riflettuto parecchio sulla frase giusta per iniziare questo video, ma alla fine mi sono reso conto che non era assolutamente necessario. Signori, benvenuti sulle Dolomiti. La mattina seguente, lasciato il Rifugio Boe, ci siamo incamminati in direzione Piz Miara, un percorso decisamente divertente in un paesaggio a dir poco lunare. Just laying in the shades with you. Win or lose, we take it easy. Day by day, oh that's what we do. Raggiunta la parte più alta del sentiero, la vista si è aperta sul Parco Naturale delle Olde, Selva di Val Gardena e Sasso Lungo, uno spettacolo incredibile. Dopo essersi fermati a Rifugio Pordoi per gustarci un buonissimo strudel, il dubbio è stato ritornare in funivia o scendere lungo la Forcella. Il cuore ha prevalso sulle ginocchia e nonostante il segnavia indicasse 1 ora e 30, in poco più di 45 minuti eravamo a fondovalle. Così terminano i nostri 2 giorni sulle Dolomiti. Ora, come sempre, vi mandiamo alla carta tabacco per spiegarvi il giro che abbiamo fatto. Eccoci alla carta tabacco per spiegarvi le 2 escursioni che abbiamo fatto. Il primo giorno siamo arrivati a Passo Pordoi e abbiamo parcheggiato la macchina qui, evitando di pagare il parcheggio. Abbiamo deciso di prendere la funivia che ci ha portato a Rifugio Maria. Da qui, percorrendo il 627A, siamo arrivati a Rifugio Forcella Pordoi. Proseguiamo quindi lungo 627 fino ad imboccare il 638. Ricordatevi che l'ultimo tratto ad arrivare al Piz Boe si fa ripido e attrezzato con cavi di acciaio per aiutare l'ascesa. Una volta arrivati a Rifugio Capanna di Fassa abbiamo imboccato il 638 che ci ha portato fino a Rifugio Boe. Il secondo giorno come meta ci siamo prefissati di raggiungere il Piz Miara. Quindi da Rifugio abbiamo preso il sentiero 647, proseguito lungo il 649 fino a Forcella Chamorces. Da qui abbiamo deviato lungo questo sentiero puntinato che ci ha fatto toccare prima il Piz Rotic 2973 metri, poi il Piz Biguez 1974 metri, fino a raggiungere Piz Miara 2964 metri. Consigliamo assolutamente questo percorso perché, al contrario del 649, ti permette di godere del panorama sulla vallata. Con questo il video termina, noi speriamo di esservi stati d'aiuto. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se volete far parte del gruppo iscrivetevi al canale, noi vi aspettiamo al prossimo video. Un grosso saluto da Cristina Gianluca e Zani in spalla.